Una delle aperture più tremende è senza dubbio il gambetto danese, dove il bianco dà un sacco di pedoni per avere un'attività incredibile. Qui ancora continua a sviluppare i pezzi il bianco e vaffanbagno, diamo anche un altro pedone in omaggio al nero perché adesso io vado in stravantaggio di sviluppo, ho le colonne aperte, diagonali aperte, tutto pronto per vincere la partita. Tolgo il cavallo per prendere il tempo sull'alfiere che deve andare via, adesso attenzione. Cavallo F6 scacco. Il nero può ignorare questo scacco anche se dopo re H8 arriva donna H5, i problemi per il nero non sono finiti. Ma se su questo scacco il nero non può prendere di donna perché il cavallo è protetto dall'alfiere, deve prendere con il pedone. Ta-da-da-dan. Donna in G4, scacco, il re si deve spostare. Donna in H4, arriva alfiere per F6 e ora, dopo alfiere di 3, non c'è più nessuna via d'uscita per il nero. Può spingere il pedone? Assolutamente no, perché è inchiodato.